Ciao imbruttiti, oggi siamo alle Alte Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, dove producono gli impianti di lavaggio auto leader assoluti in tutta Europa, Ceccato, e abbiamo scoperto il re incontrastato della barba. Andiamo a vedere chi è. Il cantante dei Motorhead. Qua eravamo a Zozo in giro per il Friuli, seratina molto interessante perché i ragazzi tutti bravi bevitori, birra e pizza fredda. È giusto connubio con la birra fresca, pizza fredda, quindi seratina calda. Mi devo far sapere alla gente che comunque il tempo mio è già passato, piacevolmente però. Siamo qui con Gigi Sciviero, vicentino puro sangue, campione europeo di barba naturale. Yes, il campionato vinto ad Ecomusée in Alsazia, Francia, il 30 aprile. 120 concorrenti per le varie categorie, 18 solo per la barba naturale, provenienti da tutta Europa. Tra 120 concorrenti da tutta Europa ha sbaragliato tutti quanti. La Premier Plus. Allora, qua cerchiamo di mettere su i vinelli del Meconiacciano. Primo ingrediente per la barba buona, bella Il ricciotto delle gambeara. Il ricciotto delle gambeara ti aiuta. E dopo attira la mosca femminile. Quindi, che senso che attira la mosca femminile? Assimo per. Quando sei con tua moglie in intimità, quando ti devi... no. Vabbè, quella è una cosa molto importante. Prima con la birra ti inumidisci il baffo, te che della sagoma e ti sei pronto per le evoluzioni canoniche familiari. Sfattiamo il mito, l'uomo con la barba non dà fastidio alla donna. Allora inumidite un po' col recciotto. Così inumidisce un po' col recciotto e dopo si dà la forma e la donna è anche un po' piacevole questo. Barba perfetta. Beh, legarla tutte le sere, sempre, così la barba resta bella e ordinata. Pettinarla non più di una volta al giorno, perché altrimenti si sfibra tutto il pelo, lasciando perdere i vari oli, lavandola una volta al giorno perché anche l'igiene vuole la sua parte. Sapone di Marsiglia, classico, in tavoletta, si profila, la lavata, Che così? barba. Te trovi quello all'olio di oliva, te trovi quello all'argan, te trovi quello alla fragola, sì, perciò te cambi, te che dai le lustradine diverse, da collezionista delle varie saponette. Posso toccarla? Posso fare... No, però, Ecco, lì che già un detto, te mi tocchi la barba. Mi detto questo. sì, ma hai avuto toccare te. No. Ma no, lo zero non ti posso mica toccare, però. Qua. Posso. Ma che roba. È come una coda di cavallo. Quindi Quella persona. Sentirsi se stessi, perché la barba te che nasci, barbuto, uno non sa che diventa. Ma dove vuoi che ti arrivi? Riuscire ad arrivare al metro. Quanto ci metterà per il metro? 4 anni. 4 anni. Fra 4 anni si presenterà a Jesolo, lui non metterà il costume, si mette solo la barba che copre tutto perché va sotto fino sotto lì, e lui si presenta solo con la barba, niente costume. Figo, bellissimo. Tua moglie come l'ha presa? L'auto parte sempre lei, Ma te l'ha mai proposto di far Babbo Natale? Che manca solo che mi consigli i vestiti qua. Da qua arriviamo in fondo, perciò. È un Babbo Natale alternativo. Un Babbo Natale alternativo. L'emozione ogni mattina. Il pensiero dei 2 figli è meraviglioso. Quindi sfattiamo l'idea che ha la gente tipo dei bikers, barbuti, tatuatori che non hanno emozioni. Già montare insieme alla moto è un'emozione. Se dopo in moto ti porti anche tua fiora, l'emozione sdoppia. Perché nella vita una persona deve prendere delle decisioni. Cioè, a me mi piace avere la barba, perché devo vedere gli altri che dicono ma la barba qua, la barba là. La barba a me a tempo. La barba. La gente continua a cambiare, va alla ricerca, ma che cazzo cerchi tu? Se te stai bene, cioè, i vai in cerca dell'amante, ma Dio buono, ma ti chiedi il bisogno di una che ti rompi i coglioni in casa, che non ti una che fuori, un figologo tradizionale. Un figologo? La persona che ti giudica per l'apparenza probabilmente che ha una casa senza specie, perché solo che si avesse qualcosa da fare, non ha tempo da giudicare gli altri. Gli altri tipi come chi sa, sappa dalla gente quello che ti dà, che è esatto che tanto. Ma la barba innanzitutto la guarda tanto le donne.
bisogna dirlo. Dopo le donne ti guarda il baffo. Quindi se volete curare la partner, cioè dare attenzione che vuoi il baffo. Che vuoi il baffo. Minimo il baffo. La spazzola, Sì. la vedete? Avete i cagnolini in casa? La spazzola da cani. Ma e quante volte devi farlo al giorno? No, una volta al giorno, tanto per.